non so se questi due provvedimenti, che sono molto importanti per la Regione Veneto e anche per quanto riguarda la provincia di Belluno, non so se riusciranno appunto ad essere approvati e ad entrare in vigore. E questo per me è una grande responsabilità di quelle forze politiche che non hanno sostenuto, o meglio, hanno sostenuto prima il governo Draghi e poi hanno scelleratamente deciso di farlo cadere. Questo per me sono delle responsabilità che gli italiani si devono ricordare quando andranno il 25 di settembre a votare. Sull'autonomia noi abbiamo detto due cose molto chiare: ci devono essere i due capisaldi, sono il fisco ovviamente e la responsabilità. Ci sarà bisogno di una riforma sicuramente costituzionale, noi la individuiamo con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio sul modello dei sindaci. Credo che questo, al di là di come uno la pensi sulla forma parlamentare, possa avvicinare nuovamente i cittadini alla politica, perché noi, è il mio grande dramma, probabilmente avremo tante persone che non andranno a votare, giovani e anche persone anziane.